mondo occorre essere europei in Italia. Io aggiungo un'altra frase, che essere stati è una condizione per essere. Quel video ci invita a fare i conti con le potenzialità, a non affrontare solo le criticità, a uscire da una percezione che ormai è dentro il nostro Paese. Da un sondaggio Ipsos emerge che siamo uno dei pochi paesi al mondo che ha una percezione di sé peggiore di come il mondo ci guarda. Questo è il capolavoro che siamo riusciti a fare in una logica di ansia, di ricerca di colpe, di criticità, senza fare i conti con le potenzialità. Seconda manifattura d'Europa, settima potenza al mondo, primi tra tanti settori nell'export del mondo. Allora questo ci dice Europa, ci dice lavoro, ci dice passione, ci dice sogni e sfide. Conclude quel video, sogni e sfide, che poi riprenderò come termine, ma mi voglio collegare adesso al 1969, quando nasceva l'Associazione degli Industriali di Pordenone, oggi Unione degli Industriali di Pordenone. E lì Paolo Candotti ci ha ricordato che cosa c'era dietro e potremmo tranquillamente con quei valori e quelle identità del 69 sovrapporre quelli di oggi di questa Confindustria. Dal punto di vista identitario e valoriale non è cambiato niente. L'idea di una società aperta, la nostra visione del mondo, il peso importante del manifatturiero con la consapevolezza che viviamo in un paese senza materie prime e senza fonti energetiche e quindi deve alla questione industriale le sue soluzioni, a partire dal lavoro e dall'occupazione. Il sindaco Ciriani lo ha ricordato, l'importanza della manifattura. E allora, caro Michelangelo, caro Giuseppe, cari amici, voglio esprimerla io, una riconoscenza e gratitudine per quello che fate e come lo fate nelle nostre associazioni e per quello che fanno i nostri imprenditori e imprenditrici associati nelle loro imprese. Penso che sia doveroso in un paese che a volte sembra aver dimenticato i fondamentali dell'economia, la centralità del lavoro, dà per scontato che siamo la seconda manifattura d'Europa. È giusto che il presidente di Confindustria qui a Pordenone, richiamando i 50 anni della storia di questa associazione, riconosca il ruolo dell'impresa italiana.